Niente maxi schermi e limitazioni il più possibile di quelle che possono essere situazioni anche individuali di singoli esercizi che però per formazione, per locazione possano prestarsi a vedere dei grandi assembramenti. Ad annunciare l'esito del vertice in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è il vice sindaco. Niente maxi schermi quindi in piazze e plateatici per la finale Italia-Inghilterra, mentre la partita si potrà seguire all'interno dei locali nel rispetto delle norme anti-Covid. Il divieto arriva dopo le scene di esultanza incontrollata, assembramenti e festeggiamenti di cui il centro è stato teatro martedì sera dopo la vittoria dell'Italia sulla Spagna. Scene inaccettabili, aveva commentato il prefetto Maria Rosaria Laganà, che ha formalizzato l'ordinanza affinché non si ripetano anche domenica. Ma il nodo resta il dopo. Non saranno bloccate le strade per eventuali festeggiamenti del post partita, previsto però un dispiegamento di forze per i controlli. Strade libere anche se quelli che noi sappiamo essere magari i luoghi da sempre oggetto di festeggiamenti in caso di vittorie sportive saranno fortemente presidiati. La direttiva è quella di tenere ampiamente presidiati i luoghi abituali della festa, limitando gli elementi pericolosi dal punto di vista pandemico. Perché questa festa, che naturalmente speriamo ci sia, non vada a pregiudicare quelle che comunque è uno stato di miglioramento pandemico che non deve essere compromesso da un festeggiamento. E intanto il primo cittadino invita al senso di responsabilità individuale. E le immagini viste in occasione della semifinale, francamente, oltre a rallegrarci perché è bello rivedere le piazze piene, però da un punto di vista sanitario preoccupano e anche tanto, e quindi l'appello che faccio è di stringere i denti. Dobbiamo goderci questa bella finale con la speranza di vincere, però dobbiamo assumere un atteggiamento responsabile prima, durante e dopo la partita.